Buongiorno, dobro jutro, guten Morgen, bon dì. I Vangeli sono quattro racconti della vita di Cristo, che è Dio, ma è un Dio diventato uomo. Di modo che noi possiamo entrare in rapporto, mettere in rapporto la nostra umanità con la sua. E allora poi veniamo a conoscere quest'uomo, c'è molto che viveva, c'è molto che rispondeva alla gente, c'è molto che preave. Poi lo conosciamo e poi possiamo confrontare la nostra vita con la sua. Mi orientiamo le situazioni che viviamo per vivere bene, che hanno ispirazione di Lui. E allora la nostra vita, con ciò che ci tocca, con ciò che facciamo, con ciò che sentiamo, diventa il quinto Vangelo, che è quel personalizzato per ognuno di noi, perché la parola di Dio a ognuno di noi ci viene data proprio mediante ciò che ci tocca. E se impariamo a viverlo come che viveva Lui, noi lo facciamo un'altra volta l'apparizione, ossia l'apparizione di Cristo in questo mondo. Buone giornate e buone vite.